Siamo davanti a un traguardo importante per la nuova torre piloti. Quali sono state le sfide che avete affrontato e quante persone hanno partecipato alla sua realizzazione? Le sfide sono state molteplici, le più importanti che posso ricordare sono queste. La prima è quella di costruire, partendo da zero e dall'acqua, un'isola che addirittura è stata costruita in top down, al contrario. Abbiamo prima realizzato la parte emersa per poi concentrarci sulla parte immersa e interrata, questa per accelerare i lavori. La seconda sfida è stata quella di assemblare il più velocemente possibile, quindi ingegnerizzare l'assemblaggio di tutti i conci che compongono il traliccio e la cabina della torre. La terza, la vediamo in questo momento, è quella che riguarda il sollevamento e il posizionamento della grande copertura di circa 800 metri quadrati. Il numero di persone complessivo impegnato su questo progetto a ciclo finale sarà di circa 500 persone, 550, compresi i tecnici, noi di autorità di sistema e tutte le maestranze. Circa 50 aziende saranno coinvolte nel processo per un totale superiore a 300.000 ore di lavoro.